Sportivi siciliani, ben ritrovati con la puntata numero 23 di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni domenica a partire dalle 19:30 in diretta su Sesta Rete, siamo in replica anche alle 23, in replica anche il lunedì mattina a partire dalle ore 8:30. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ovvero tutti i risultati, i commenti sul calcio dilettantistico siciliano. Ormai sapete tutti, siamo in addirittura d'arrivo. Oggi molte partite play-off hanno determinato anche alcune squadre che hanno vissuto momenti importanti perché passano di categoria, hanno vinto i loro rispettivi gironi riguardanti appunto i play-off. Oggi però ci sembra un po' giusto e doveroso iniziare la nostra puntata con la notizia che ormai sanno tutti di questa retrocessione in Serie B da parte del Calcio Catania. Noi di Penalty, sapete tutti, non ci occupiamo assolutamente del calcio professionistico, però mi sembra giusto fare una nota e lo facciamo naturalmente con i nostri ospiti che tra poco vado a presentare, perché prima devo chiaramente salutare la nostra prima penaltina, Giulia Bonaccorsi. Ciao Giulia. Ciao Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Oggi la prima e unica penaltina perché Federica si è presa la sua giusta, oggi. Doverosa giornata di riposo, sarà andata al mare evidentemente. Poi è successo qualcosa al tuo ginocchio, ho visto che è un ematoma. Devi sapere Ettore che io ballo, quindi faccio tante cose. Abbiamo una penaltina ballerina, quindi è mi giusto, male. è giusto. Allora, salutiamo in postazione anche il ritorno di Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Notizie riguardanti l'interregionale e l'eccellenza con i playoff importanti che si sono svolti. Sì, commenteremo queste ultime partite, ormai siamo agli sgoccioli, aspettiamo veramente gli ultimissimi verdetti. È vero. Allora, come ho anticipato proprio in apertura del nostro programma, oggi faremo una piccola introduzione riguardante questa retrocessione del Calcio Catania in Serie B. Lo facciamo naturalmente con un personaggio molto conosciuto nell'ambito del calcio siciliano e non solo, con il presidente dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori, Regione Sicilia. Parliamo di mister Renato Marletta. Ciao Renato, ben trovato. Ciao Ettore, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Certo che ti ritrovi a parlare del Catania, insomma, in un momento in cui... No, in una giornata tipica, perché la festa della della mamma, una vittoria fuori casa tra l'altro. No, la Corri Catania che oggi ha deliziato quasi 30.000 persone. È vero, una grande festa dello sport. Ci siamo ripresi la città, purtroppo in questo momento, oltre alla città che è già di Serie B, ci ritroviamo col Catania in Serie B, ma sicuramente non è retrocesso a Bologna. È vero, non è retrocesso a Bologna questo Catania, tra l'altro ultimamente firmato da Pellegrino. Insieme al nostro ospite Renato Marletta abbiamo anche il manager sportivo Davide Santanocito, che salutiamo. Ciao Davide, e anche il capitano della squadra Domus Bet Catania Beach Soccer, nonché anche giocatore della nazionale, Giuseppe Platania. Ciao Giuseppe, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Allora, ho promesso un'introduzione tutta catanese, quindi voglio sentire un po' i nostri ospiti, voglio sentire anche Carmelo su questa retrocessione. 30 secondi per tutti, perché come tutti ben sanno noi parliamo solo del calcio dilettantistico. Renato. Allora, il Catania è in silenzio stampa, ci auguriamo che da domani possa programmare una pronta promozione in Serie A, perché in effetti dopo 8 anni che siamo stati abituati bene, ripartire non è facile. È difficoltoso. Tra l'altro il Catania non retrocedeva da tantissimo tempo, da oltre 20 anni. È difficoltoso anche perché trovare in questi casi i colpevoli è sempre molto difficile. È sempre molto difficile. Le responsabilità credo appartengono a tanti, dalla società ai calciatori, probabilmente a qualche tecnico, però fare processi in questo momento non serve a nulla. Non serve a nulla, anche perché bisogna rimboccarsi le maniche. Secondo me ripartire da Pellegrino, che ha dimostrato in queste partite di saperci fare. Tra la sorpresa generale, tra l'altro. Ma per chi non lo conosceva. Per chi non lo conosceva, perché certo. come a tanti nostri allenatori siciliani, ogni tanto viene data l'opportunità e dimostriamo quello che sappiamo fare. Maurizio è uno dei pochi che gli hanno dato l'opportunità di fare la Serie A, ha dimostrato di non essere l'ultimo arrivato, soprattutto è stato capace di gestire uno spogliatoio atipico e strano come quello del Catania. Ha avuto risultati incredibili perché 3 vittorie nella sua gestione non venivano nemmeno con gli altri. L'unica vittoria tra l'altro fuori casa, tra l'altro, sotto una sua gestione. Certo, gioire con una vittoria esterna e nel contempo retrocedere purtroppo fa male. È vero, è vero. Allora, sentiamo anche un po' il parere di Davide Santanocito, che si occupa di manager sportivo.
calcio in generale. Davide, io credo che comunque una retrocessione è sempre una cosa brutta per qualsiasi società, in modo particolare di un Catania che negli ultimi anni ci aveva insomma deliziato anche con del buon calcio. Nelle ultime stagioni siamo stati veramente la sorpresa della Serie A. Diciamo sì, sicuramente il Catania in questi anni ha fatto ottimi risultati, ricordiamoci l'8º posto raggiunto recentemente. La retrocessione è sempre una cosa brutta e purtroppo annunciata quest'anno. I risultati sono stati molto spesso deludenti, impietosi. Ci auguriamo tutti che tutto il movimento catanese possa riprendersi. Sì, un po' come ha fatto il Palermo quest'anno, ha avuto una risalita trionfale. Ma non è facile, eh? Assolutamente. Ripartire subito e vincere un campionato anche perché io immagino una B l'anno prossimo più competitiva. È vero, anche io sono d'accordo. Come è anche molto competitiva la Serie A di beach soccer, e allora a questo punto il Catania Beach Soccer, sponsorizzato dalla Domus Bet, sarà l'unica squadra di Serie A, insomma, tra calcio, calcetto, beach, tra soccer, calcio a 5. Giuseppe Platania, ne sei a questo punto il rappresentante ufficiale, perché sei il capitano di questa squadra che Giuseppe Bosco quest'anno ha veramente potenziato a 360 gradi e credo che sia la squadra da battere, ho l'impressione. Ma sulla carta saremo la squadra da battere, però non nascondiamo il fatto che le altre squadre sono già ben attrezzate e non siamo gli unici, però ripeto, il Presidente ha fatto tantissimi sforzi, ha cambiato un po' tutto, dall'organigramma societario a quasi 9 elementi. Speriamo di tenere alto il nome della società e portare sta maglia fino allo scudetto. Voglio sentire però un po' il tuo parere su questo Catania che retrocede in Serie B quest'anno. Guarda, il parere è, c'è tanto rammarico perché se ne vede la classifica bastava fare 34-35 punti per salvarsi, sì, quest'anno la ed quota è della davvero salvezza era proprio bassa. È davvero un peccato perché purtroppo dopo tanti anni con tantissimo e ottimo gioco espresso è solo un peccato tornare in Serie B che non sarà facile risalire. Infatti. Allora Carmelo, chiudiamo questa introduzione su questa brutta domenica del calcio catanese con la retrocessione in Serie B con un tuo pensiero. Io faccio una valutazione, Ettore, molto diretta. Quando vinci la prima partita in trasferta il 12 maggio meriti di retrocedere. Il campo ha emesso il verdetto più corretto, quanto mai doloroso per noi catanesi perché perdiamo un patrimonio immenso. Prima il direttore Santonocito parlava di movimento catanese. Il movimento catanese, visto che noi parliamo di dilettantismo, sì, il ragionamento lo facciamo complessivo. Il movimento calcistico catanese in provincia nel suo complesso non se la passa bene, mancano le strutture, mancano tante cose. Il Catania in Serie A rappresentava quel picco che ci consentiva un attimo di sorridere. Perdiamo anche quello ed è un dolore fortissimo sotto l'aspetto sportivo ovviamente, però il campo ha emesso un verdetto giusto e lo dobbiamo accettare e riconoscere con sportività. È vero, è vero, è vero. Bene, allora a questo punto parliamo del campionato interregionale, anche perché come tutti ben sanno si sono aperti i play-off per quanto riguarda questo campionato. Abbiamo i play-out dove vedranno insomma due squadre di Messina cercare di salvarsi. Carmelo, tra Città di Messina e Due Torri sarà una dura battaglia la settimana prossima. Sarà una battaglia durissima e dispiace che comunque una delle due dovrà salutare. Tra l'altro due squadre che il Due Torri da matricola non ha fatto un cattivo campionato. La formazione di Gliaca di Piraino ha avuto la tragedia della morte di Marco Salmeri nelle ultime 2 giornate. Bisogna vedere quanto la formazione di Alacqua sarà capace di riprendersi da uno shock molto forte. Il Città di Messina nel corso della stagione ha espresso anche un buon calcio, anche specie dopo il cambio in panchina con l'avvento di Panarello. Secondo me quest'anno ha raccolto molti meno punti di quelli che avrebbe meritato. Sarà sicuramente una sfida fra due squadre che complessivamente forse hanno raccolto quest'anno meno di quello che avrebbero meritato. A proposito del campionato di Serie D abbiamo anche il risultato definitivo per quanto riguarda l'unico playoff di questo girone I tra Agropoli e Battipagliese, vittoria dell'Agropoli. Questa sfida campana, tra l'altro una gara estremamente piacevole perché in realtà queste partite non sono mai molto accattivanti sotto l'aspetto dello spettacolo quando la posta in gioco è così alta. La Battipagliese era andata in vantaggio, l'Agropoli nella ripresa ha recuperato e si andrà a giocare la finalissima di girone con l'Acregas. Questi playoff possono rivestire una certa importanza.
teoricamente, vista la situazione economica complessiva di molti club, nella futura Serie C unica di Lega Pro, lascia ancora qualche posticino libero per un eventuale ripescaggio in Lega Pro, pertanto questi playoff comunque mantengono un certo interesse e per l'Acregas possono rappresentare una bella opportunità a partire dalla settimana prossima. Renato, possono rappresentare veramente una grande possibilità per una piazza importante come Agrigento, no? Un'eventuale vittoria nei playoff garantirebbe sulla carta un possibile ripescaggio. Anche perché con questa rivoluzione che ci sarà nel calcio prossimamente, qualche cosa cambierà. Prossimamente ci saranno tante cose da rivedere, partendo dalla Serie D, dove purtroppo 2 nostri siciliani non faranno più parte. Certo, Licata e Ragusa. Probabilmente la terza, una da scegliere tra Messina e Due Torri. Per cui tutto il movimento è da rivedere, anche perché... Ma invece, direttore, io volevo lanciare una provocazione. La Serie C, la Lega Pro ha già fatto la sua parte, questa riforma era necessaria. Io credo che sia necessaria a questo punto la riforma anche nella Lega Nazionale. Dice bene Carmelo. Torniamo veramente come prima del 1980, io credo che 6 gironi fra eccellenza e promozione non li reggiamo in Sicilia, ma se facciamo un sondaggio, io non conosco bene la realtà delle altre regioni, ma leggendo qua e là, spulciando qualche sito, io credo che ormai le 2 serie regionali massime... Report qualche settimana fa ha messo il dito dentro la piaga del calcio dilettantistico, intervistando Tavecchio, che è un po' l'alfiere di questo. Ha scoperto una pentola. Ha scoperto la pentola dove dentro bolle tanta roba. È chiaro che in questo movimento dilettantistico tante famiglie sopravvivevano degli introiti del calcio. Purtroppo non è più possibile, anche perché l'economia nazionale va a rilento e quindi e allora soffrire io mi chiedo, se le società hanno già difficoltà ad iscriversi ai vari campionati, come si può pretendere di sottoporli a spese non tanto dal punto di vista tecnico ma anche gestionale? Per cui secondo me bisogna fermarsi un attimino, un ritorno all'antico, anche perché senza il calcio dilettantistico la piramide professionistica non ha senso. Stesso discorso il movimento dei giovani. Senti, però Renato, io ti volevo però fare una domanda anche un po' piccante, perché il prossimo anno una Serie D, che dovrebbe sulla carta essere un campionato dilettantistico, mi sa che il prossimo anno di dilettantistico non ci avrà proprio niente. Allora dilettantistico no, perché tu ben sai che i calciatori ufficialmente sono remunerati. Sì, rimborso spese. Con un minimo di rimborso che va da 7.500 euro, che addirittura volevano togliere, a un massimo di 20.000 euro. Immagina cosa significa gestire una società, ma non tanto sotto l'aspetto tecnico, allenatore, calciatore. Immagina che 5 società, ad esempio di siciliane, dovrebbero andare a giocare 15 trasferte tra Campania, Puglia e un esborso Calabria. Esagerato per Immagina ritiri, trasporti, cosa occorre per andare a giocare una trasferta. Per cui quando tu fai un bilancio di previsione di una società, a prescindere dai 30.000 euro di iscrizione più i rimborsi spesa, più i famosi rimborsi spese, questi soldi domanda chi dovrebbe metterli? Ma infatti proprio alla luce di questo, mister, è lei che rappresenta un'associazione importante come l'associazione allenatori, io credo sia venuto il momento, anche con le associazioni di categoria, tra virgolette, che una delle quali lei rappresenta, di cominciare a fare pressione. Noi tra l'altro in Sicilia, Morgana è anche vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, iniziare a fare pressione per mettere mano alla riforma. Questo sistema oggi 4 categorie regionali, il sistema non le regge più, soprattutto per ragioni economiche, quindi bisogna subito mettere mano a una riforma. Io credo che i 4 gironi di promozione siano esagerati. Ti dico subito perché nell'ultimo mese sono stato coinvolto in una cordata rivoluzionaria gestita dal presidente della Prolibino, Salvo della Vasta, sì. Perché praticamente si vorrebbe una rivisitazione dei costi di gestione dell'impiantistica sportiva catanese e delle spese diciamo di trasferimento, delle spese di iscrizione delle società. Una società di terza categoria non può sobbarcarsi un onere di 10-15 mila euro, soprattutto se si avvicina a un discorso sociale di quartiere a rischio. Allora è chiaro che i dilettanti non si può sempre pensare di chiudersi gli occhi e navigare nell'oro. Tutto parte da Roma
perché è chiaro che quello che succede in Sicilia non succede in Lombardia. In Lombardia le iscrizioni... hanno anche una concezione del dilettantismo totalmente diversa, però dico, è giunto il momento di chiudere, di aprire gli occhi, soprattutto da noi, perché il concetto che tu voglia comunque partecipare a un campionato più importante e poi non hai le basi, è come se tu ti compri una macchina e poi non hai soldi per pagare l'assicurazione o per metterci la benzina, cioè non ha senso, anche perché grossi centri, purtroppo, vedi Enna, vedi altri centri, non possono vivere di antichi ricordi, bisogna guardare la realtà. La realtà significa oggi cosa rappresenta il mio movimento, questa categoria. Io mi sforzo di poter partecipare, anche perché il calcio è un momento di aggregazione, non va dimenticato. Abbiamo perso i veri valori del calcio, ma soprattutto un ritorno all'antica da parte dei settori giovanili. Se tu ci fai caso, non esistono più i salesiani, non esistono più le piazze, in strada non si gioca più, c'è una modaiola di scuole calcio, sì, dove io... Che non so fino a che punto durerà. Dove non è più possibile nemmeno per i genitori poter pagare per un bambino, per 2 bambini, una retta mensile, sì, al di là di tutto. Per cui bisogna per un attimo fermarsi, anche perché i nostri giovani non si avvicinano più al calcio. Noi lo sappiamo perché abbiamo per cui, visto che ci sono tanti altri mancando la materia prima, ecco perché poi portiamo giocatori argentini, giocatori brasiliani. Diciamo che sulla riforma prima parlavate del dilettantismo, se ci sarà e quando. Speriamo. Ultimamente sono stato ospite a Foggia, invece del Foggia Calcio, e in TV si parlava della riforma della Lega Pro. Diceva una riforma azzeccatissima perché dice sì, le squadre dilettanti non riescono ad andare in trasferta in Campania, ma neanche in Lega Pro, tanto che probabilmente la divisione sarà per nord, centro e sud. Credo che sia la più logica. Anche al nord, difficoltà economiche ci sono. Il Bellaria, che è retrocesso, ne parlavo alcune settimane fa, ha avuto difficoltà economiche, anche lì. Una realtà solidissima, il Bellaria, assolutamente, che ha fatto ma non poteva tenere più quei livelli. Anche dilettantismo. Il fatto che poi dopo non si sono più avvicinati anche gli sponsor hanno peggiorato ulteriormente questo problema, no? Le sovvenzioni che non erano soltanto quelli da parte delle amministrazioni comunali, adesso sono venute a mancare anche gli sponsor. Io ricordo esperienza mia con Mario Marino in Serie D con la Cireale. Mi ricordo la Juniores ebbe difficoltà ad andare a Casarano. E quindi? A fine stagione, perché comunque soldi ce n'erano pochi. I soldi ce ne sono. Il problema Cireale è una piazza comunque importante. Va bene, abbiamo fatto un quadro completo di questo calcio dilettantistico, poi tra l'altro con Renato ci allarghiamo e facciamo bene perché soprattutto tu che hai un ruolo, come dice bene Carmelo, importante. Volevo puntualizzare una nota di Carmelo. Allora il nostro movimento, tu sai benissimo che noi dilettanti dalla terza categoria all'eccellenza alla Serie D abbiamo incontro al rimborso spese. Sì. Naturalmente ci siamo ribassati il 20% degli emolumenti proprio per far capire a tutto il movimento che parte da noi questa volontà. Anche se spesso e volentieri alcune società non pagano neanche questo minimo. Diciamo che sotto certi aspetti siamo tutelati perché ci sono i famosi contratti di rimborso spese. È logico. È chiaro che la società deve capire che se vuole partecipare a un campionato importante si deve affidare a un tecnico qualificato. Anche perché noi partecipiamo a dei corsi di aggiornamento, abbiamo dei costi che costano naturalmente. Tra l'altro si stanno riformando anche quelli di prima, seconda e terza categoria, ma soprattutto perché tu gestisci risorse umane con persone qualificate, con tutto il rispetto di quelli che erano, il vecchio stampo dell'allenatore. Il vecchio stampo dell'allenatore, no? Dove tu improvvisavi, facevi magari il farmacista, con tutto il rispetto per i farmacisti, la sera ti metteva un cronometro, un fischietto e ti adattava a fare l'allenatore. Quel tipo di dilettantismo grazie a cielo è un po' scomparso perché comunque la figura dell'allenatore, dici bene, ultimamente è stata anche tra l'altro tengo a sottolineare che per quanto riguarda i campionati di eccellenza, promozione, prima, seconda e terza categoria, non sono previsti rimborsi spese e emolumenti. È chiaro che tu devi chiedere, se chiedi a un ragazzo, soprattutto perché con questa fascia d'età che è obbligatoria, dall'anno prossimo sarà 94, 95, 96, 95, 96, 97, al genitore non puoi dire dagli 10 euro della benzina al figlio per andare a giocare ad allenarsi. Non penso proprio. Un minimo di rimborso ci vuole. Una via d'uscita, secondo il mio modesto parere, potrebbe essere la cultura dell'associazionismo, cosa che noi non abbiamo, perché in certi paesi
non facciamo nomi, Taormina e compagnia bella, 2 o 3 squadre, ma che senso ha? Infatti, soprattutto Taormina quest'anno è Cioè, stata che incredibile. senso ha? Tanto vale avvicinarsi, promozione, raggrupparsi come dirigenti, eccellenza. hai la possibilità economica di mettere dei soldi per la squadra, fate una buona squadra piuttosto che Una farne squadra 3. sola a grandi livelli. Volevo sentire un attimo Giuseppe Platania, voi quest'anno avrete un allenatore pluripremiato, 4 volte campione del mondo col Brasile, quindi sarà un impatto importante con un altro modo probabilmente di allenare. Come vi state preparando voi del Catania Beach Soccer a questo impatto internazionale anche con questa figura importante? Guarda, la figura del mister, solo il curriculum parla da solo, anche se è facile vincere con 10-12 fenomeni in campo. Comunque, perché sì, voglio dire, carta, sulla carta gli allenatori lo fanno sempre i giocatori, a mio parere. Chiaro. Però il mister, diciamo, è una persona di grande esperienza, ho avuto la possibilità di conoscerlo perché per fortuna l'ho incontrato 4 volte, a nostro malgrado con l'Italia, da avversario, compresa la finale persa in Marsiglia. La finale persa al mondiale. Ci stiamo preparando bene, c'è solo da imparare perché tanta esperienza la metterà a disposizione, credo, perché da quel che ho sentito e da quel poco che ci ho parlato l'ha stimolato tantissimo la piazza, perché ovviamente vedendo il presidente come ha lavorato attorno a questa squadra. Ma com'è il rapporto economico di un allenatore di beach soccer? Io sono all'oscuro, cioè un contratto a tutti gli effetti, no? Sì, ci sono dei rapporti economici che vanno... Ma ci sono dei limiti? Come in tutti i contratti ci sono i massimali, ho capito. che dovrebbero al condizionale essere rispettati. Però non si sa se poi dopo... Poi puoi fare 1000 accordi, nel senso che è chiaro che quando un allenatore viene esonerato si può rivalere solamente un contratto economico fatto per bene. Stabilito. Se tu hai degli extra o degli accordi non vengono fatti riconosciuti in separata sede, come si dice in gergo in nero, non ti vengono riconosciuti. Poi dipende dalle società rispettare impegni sulla parola. Anche se in questo calcio una volta i veri presidenti si stringevano la mano agli allenatori e chiudevano il rapporto. Oggi stringi 10 mano e ci sono 50 segni cabriolet. Anche perché non sai se poi alla fine quei 10... non stringi 10 mano e non sai mai con chi parlare, infatti, per cui insomma... Infatti. Vabbè, io sono sicuro che comunque il Catania Beach Soccer, adesso a prescindere da quello che sarà la qualità del mister, ha comunque un progetto importante. Giuseppe Bosco ha fatto un investimento con questa Beach Arena. Credo che tutto il movimento, grazie a Giuseppe Bosco, che tra l'altro insomma, darà modo di vivere la Coppa dei Campioni, la Champions League qui a Catania. Permettimi un inciso, Peppe ha detto una cosa non trascurabile. Alla fine sono i calciatori. Quello sicuro. Dalla terza categoria alla Serie A la qualità dei calciatori è fondamentale. È chiaro che se Conte allenava il Catania o Maurizio Pellegrini allenava la Juventus, probabilmente i risultati sarebbero gli stessi. Cioè è chiaro che l'importanza di un tecnico è fondamentale, la preparazione, la qualità. Però è chiaro che se tu alleni, come giustamente diceva Peppe, 12 campioni del mondo, ti viene facile allenare. È molto più facile, va benissimo. Allora abbiamo chiuso questa ampia parentesi introduttiva del campionato interregionale con tutto quello che riguardava anche il movimento calcistico siciliano. Carmelo rimani, perché giustamente tra poco parleremo di eccellenza, lo faremo dopo le 20:10, perché come tutti ben sanno alle 20 c'è questo spazio dedicato al torneo Match Talent. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, a tra poco. State con Penalty. Scusami.